Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università di Udine, il 44esimo dalla sua nascita, e alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli. Un ringraziamento a tutti quanti seguiranno la cerimonia, ai qui presenti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ringraziamo per l'ospitalità, e a chi ci segue in diretta streaming. Entra il corteo accademico. Il prorettore Angelo Montanari. I delegati di area Alessandro Trovarelli per la ricerca, Giorgio Alberti per l'internazionalizzazione. I docenti rappresentanti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Ettore Gerbezza, Renata Londero, Brunello Lotti, Mauro Pascolini, Antonella Pocecco, Francesca Zanon. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, Nicola Baldo, Pietro Giannattasio, Guido Nassimbeni, Alberto Sdegno, Stefano Sorace, Francesco Trevisan, Domenico Visintini. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, Paolo Ceccon, Marco Galeotti, Lucilla Iacumin, Guido Incerti, Nadia Innocente, Mauro Spanghero, Giannina Vizzotto. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, Agostino Dovier, Gianluca Foresti, che terrà la laudatio, Marisa Michelini, Franco Parlamento, professore decano dell'Ateneo, Claudio Picciarelli, Francesco Zucconi. Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Laura Casella, Emanuela Colombi, Francesco Costantini, Marco Fucecchi, Simone Furlani, Laura Pani, Elisabetta Scarton. Dipartimento di Area Medica, Alessandro Cavarape, Paola Cogo, Lorenza Driul, Gianluigi Gigli, Bruno Grassi, Massimo Robioni, Luigi Xodo. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Enrica Bolognesi, Maria Chiarvesio, Paolo Fedele, Michela Mason, Laura Rizzi, Paolo Vidoni. Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alessia Ottavia Cozzi, Claudio Cressati, Gabriele De Anna, Dimitri Girotto, Giuseppe Mazzanti, Paola Ziliotto, Anna Zilli. I rappresentanti degli atenei ospiti, il delegato della rettrice dell'Università di Padova, Paolo Sambo, i rettori delle Università di Trento, Flavio De Florian, Trieste, Roberto Di Lenarda, Ca' Foscari Venezia, Tiziana Lippiello, il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Sissa di Trieste, Andrea Romanino. Ritorniamo ai rappresentanti dell'Università di Udine. Il direttore della Scuola Superiore Alberto Policriti, la direttrice del Centro Polifunzionale di Gorizia Nicoletta Vasta, il direttore del Centro Polifunzionale di Pordenone Cristian Micheloni, il coordinatore del Nucleo di Valutazione Lorenzo Fedrizzi, il coordinatore del presidio di qualità Stefano Comino, il titolare della cattedra UNESCO Stefano Grimaz, l'accademico dei Lincei Michele Morgante. I direttori degli 8 dipartimenti dell'Ateneo, Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Fabiana Fusco, Politecnico di Ingegneria e Architettura, Alessandro Gasparetto, Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, Edi Piasentier, Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, Pietro Corvaia, Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Linda Borean, Area Medica, Leonardo Alberto Secchi,
Scienze economiche e statistiche Andrea Garlatti, Scienze giuridiche Elena D'Orlando, il magnifico rettore Roberto Pinton. Ora l'introduzione musicale nel video dell'orchestra dell'Università di Udine che esegue il prelude tratto dalla Brook Green Suite di Gustav Holst. Prende la parola per la relazione il magnifico rettore Roberto Pinton. Autorità, colleghe, colleghi, studentesse e studenti, rettori, signore e signori, benvenuti alla cerimonia di inaugurazione del 44esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Udine. Si riprende in presenza, nello splendido contesto del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la consuetudine di condividere questa cerimonia con la cittadinanza e tutti coloro che sentono forte il legame con l'Università del Friuli. Ed è importante in questa cerimonia ripercorrere quanto fatto in un anno, come pure i progetti e le prospettive future di un'università che è parte integrante di un territorio e con esso condivide l'impegno per un futuro migliore. Se siamo qui oggi, lo dobbiamo a coloro che con il proprio lavoro hanno consentito di creare condizioni perché, pur nel perdurare di una situazione pandemica, vediamo anche oggi nelle nostre abitudini, si possa condurre una vita sociale attiva e partecipata. Ne costituisce prova la possibilità di tornare a riempire le aule e i luoghi dell'università con gli studenti, i docenti, tutto il personale. Una scelta coraggiosa, impensabile lo scorso anno di questi tempi, che ridà vita all'Ateneo, rendendo l'esperienza universitaria indimenticabile e unica, come dovrebbe essere. Siamo stati anche nelle condizioni di restituire l'emozione della cerimonia di laurea a coloro che ne erano stati privati nel periodo del lockdown, con una programmazione collettiva svoltasi allo stadio del Friuli, in sicurezza, con oltre 5.000 persone. Con orgoglio desidero sottolineare la straordinaria partecipazione alla campagna vaccinale da parte del personale universitario, opportunità resa possibile dalla sempre più stretta collaborazione con la Regione, Friuli Venezia Giulia, e l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Siamo fiduciosi di poter presto programmare la terza dose vaccinale.
Alla cerimonia di oggi sono presenti, porteranno un loro contributo, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il presidente della regione, Massimiliano Ferriga, e il professor Silvio Brussaferro, docente dell'Ateneo e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. A loro rivolgo il più caloroso benvenuto e un sincero ringraziamento per aver accolto l'invito e per l'impegno profuso nella fase emergenziale che ancora continua. Interverranno dopo di me Riccardo Ferrarese, Presidente del Consiglio di Studenti, e Francesca Giannelli, rappresentante personale tecnico amministrativo. A seguire, la sorpresa di quest'anno, avrà luogo il conferimento della laurea honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologia dell'informazione al dottor Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Anche a lui va il caloroso benvenuto da parte di tutta la comunità accademica. Ascolteremo con vivo interesse la sua lezione dopo la laudatio tenuta dal professor Gianluca Foresti. Prima di illustrare la relazione di apertura vorrei porgere un saluto ai nostri ospiti stranieri, collegati anche a distanza. I wish to welcome all the distinguished guests present here in Udine or connected remotely, the Italian foreign rectors, professors, technical and administrative staff and students. We are about to start a new academic year with the hope that the pandemic is about to end, and the academic life will soon return to normality. I wish everyone here safe and of good work. E desidero porgere anche a tutti un affettuoso saluto in friulano. A voi dai il benvenuto a tutti gli ospiti presenti, ai rettori italiani foresci, ai docenti, al personale tecnico amministrativo e ai studenti. O auguri a tutti col cuore un anno di buon lavoro e sono sicuro che col contributo di tutti la nostra Università dal Friuli sarà sempre in davanti e in migliore di tutto col territorio dal Friuli. Le misure emergenziali legate alla pandemia da Covid-19, con la conseguente sospensione dell'attività didattica in presenza e il passaggio a un pressoché esclusivo modo a distanza, hanno contraddistinto l'anno accademico appena concluso. Questa situazione è stata affrontata con grande spirito di adattamento da parte di docenti e studenti e, grazie ai notevoli investimenti per potenziare le dotazioni tecniche, i punti di accesso alla rete e i sistemi informatici, abbiamo ottenuto, pur in un quadro emergenziale, un generale miglioramento nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto osservato nel precedente anno accademico. I risultati del questionario sulla Student Satisfaction evidenziano che l'85% degli studenti è complessivamente soddisfatto della sua esperienza universitaria, percentuali in linea con l'elevato tasso di soddisfazione rilevato negli anni precedenti, e non era scontato. Anche i servizi maggiormente condizionati dalle restrizioni della pandemia hanno ricevuto valutazioni in linea, se non migliori, rispetto al passato. Il focus specifico sull'esperienza della didattica a distanza indica una soddisfazione del 79%, superiore al già positivo risultato dell'anno precedente. Ciò nonostante, sono state evidenziate criticità legate agli aspetti tecnologici, con il rischio peraltro di esasperare diseguaglianze nell'accesso alla tecnologia, alla difficoltà di mantenere l'attenzione durante le lezioni, all'isolamento sociale, alla programmazione allo studio e alle condizioni non ottimali di rapporto tra i docenti e gli studenti. Se da un lato, quindi, queste nuove modalità possono consentire una maggiore flessibilità nell'erogazione e nella fruizione dell'insegnamento, dall'altro pongono in grande evidenza il valore della didattica in presenza e l'essenzialità della centralità della persona. Per questa ragione il nuovo anno accademico, quello che stiamo inaugurando, è partito con la decisa e convinta scelta di non sottostare alla logica della ricerca degli immatricolati ad ogni costo e puntare realmente alla qualità della formazione, ripartendo dagli studenti e dalla valorizzazione delle relazioni umane. Naturalmente non ci siamo dimenticati delle categorie fragili, fornendo agli studenti impossibilitati a frequentare le sedi non solo le registrazioni delle lezioni, ma anche materiali di supporto e la possibilità di interagire periodicamente con i docenti e con i nostri tutor, di cui andiamo fieri. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per aumentare ulteriormente gli spazi dedicati allo studio e ai servizi di contesto, con particolare riguardo all'utilizzo delle aree verdi di Ateneo, che diventeranno sempre di più luoghi di studio e di aggregazione. Specifica attenzione è costantemente posta alla sicurezza, oggi non poteva essere diversamente, che l'Ateneo considera un aspetto prioritario e non negoziabile. Anche nel questionario del benessere organizzativo è emerso un trend positivo delle valutazioni espresse dal personale tecnico-amministrativo, che si è sentito tutelato e supportato. L'emergenza sanitaria è diventata anche un'opportunità per sviluppare ulteriormente il lavoro agile, una scelta che è stata valutata molto positivamente anche in prospettiva futura.
L'offerta formativa è stata arricchita dal corso di laurea in assistenza sanitario da quella laurea magistrale in infermieristica, entrambi interateneo con l'Università di Trieste, che le ha nel proprio carico e con cui condividiamo un numero elevato di corsi, dalla revisione e dall'ampliamento del numero programmato di alcuni percorsi. Sulla scia della recente laurea in ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale, che con un approccio interdisciplinare tratta lo sviluppo di tecnologie per il controllo e la riduzione dell'impatto ambientale dei processi industriali, si colloca anche il nuovo progetto della laurea in filosofia e transizione digitale, che coniuga competenze umanistiche, informatiche e socio-economiche, come sempre viene più richiesto. L'anno accademico 2020-21 ha visto i primi laureati della laurea professionalizzante in tecniche dell'edilizia del territorio. In International Marketing, Management and Organization, un double degree, una doppia laurea tra l'Università di Udine e la Carinzia University of Applied Science, e in diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni. L'offerta di alta formazione, che vede quasi 400 iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento, è stata ulteriormente arricchita con 6 nuove iniziative per l'anno accademico 2022. Nello scorso anno l'Ateneo ha continuato a porre specifica attenzione alla didattica laboratoriale, introducendo modalità virtuali, soluzioni a distanza e tematiche di straordinaria attualità, come la cyber security. Questo è un tema caratterizzante dei corsi di studio in tutti gli ambiti disciplinari. A questo proposito mi piace anche citare la partecipazione dei nostri studenti, in team con ragazzi delle scuole superiori, al progetto Cyber Challenge nazionale. Rimane un esempio mirabile di integrazione fra docenti e studenti la nostra scuola superiore, il cui principale obiettivo è l'allestimento di un'offerta costituita da corsi disciplinari e interdisciplinari per le 2 classi, scientifico-economica e umanistica. A ciò si aggiunge l'avvio delle attività del Polo I Lincei per una nuova didattica nella scuola, una rete nazionale, ospitato presso la scuola stessa, e il costante contatto con le organizzazioni di formazione professionale per gli insegnanti, un punto che sta a cuore al nostro Ateneo. L'Università di Udine è impegnata nell'organizzazione di attività formative trasversali e complementari all'insegnamento di corsi laurea di cui possono giovarsi tutti i nostri iscritti. Tra queste va citata l'iniziativa UniUDXL, nata con un programma del Fondo Sociale Europeo. Ai corsi in ambito linguistico e informatico si sono aggiunti lo scorso anno accademico 2 insegnamenti sullo sviluppo sostenibile e sulle pari opportunità e inclusione, che hanno visto la partecipazione di quasi 1.700 studenti. Forti dello straordinario riscontro ottenuto, stiamo per avviare nuove attività, tra le quali segnalo quello di educazione finanziaria e di educazione e prevenzione sanitaria. La crescente attenzione allo sviluppo delle competenze interdisciplinari di soft skills è considerata essenziale per arricchire il bagaglio culturale che permette agli studenti di diventare cittadini e lavoratori resilienti, sempre pronti ai cambiamenti. I percorsi formativi così strutturati stanno alla base dell'elevato grado di occupabilità dei laureati. Questo è uno dei cofattori che giustifica l'ottimo posizionamento dell'Università di Studi Udine nella classifica Censis 2021-22. Con l'attenzione rivolta ai percorsi internazionali, l'Ateneo ha ottenuto a dicembre 2020 la certificazione Erasmus Charter for Higher Education, che è un prerequisito essenziale per la partecipazione al programma Erasmus+, quindi alla mobilità dello studente, ottenendo peraltro un punteggio di 100 su 100. I flussi di mobilità studentesca, tuttavia, in uscita e in entrata, ancora risentono della situazione pandemica, anche se cresce l'interesse da parte degli studenti stranieri per i corsi di studio offerti dal nostro Ateneo. La visibilità internazionale dell'Ateneo è migliorata grazie alle collaborazioni con università straniere e alla partecipazione a eventi di orientamento internazionale. Ciò, congiuntamente ai risultati conseguiti nel campo della ricerca, ha consentito alla nostra università di consolidare o rafforzare la sua posizione nelle principali classifiche di ranking internazionale, ottenendo per alcune discipline piazzamenti di vertice. Per quanto riguarda la ricerca, è sempre vivace l'impegno dei ricercatori dell'Ateneo nella presentazione di proposte progettuali su bandi di ricerca competitiva. Sono state 203 le domande nel solo 2021, ripartite come potete vedere. Nel periodo 2020-21 ben 61 proposte hanno avuto ad oggetto tematiche collegate alla lotta al Covid-19, focalizzandosi però tanto su aspetti medici e clinici quanto su problematiche sociali ed economiche. In particolare segnalo questi 3 progetti su bando FISR del Ministero Universitario di Ricerca
dedicato all'emergenza pandemica e che sono già partiti, sono in corso. La volontà di promuovere l'attività di ricerca interdisciplinare si è concretizzata mediante il finanziamento, nell'ambito della collaborazione con la Fondazione Friuli, di 3 progetti su temi strategici: cibo, invecchiamento attivo e collaborazione uomo-robot nell'area dell'intelligenza artificiale. Grazie alle risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale della Ricerca 21-27, l'Ateneo intende promuovere la ricerca di eccellenza, favorendo la partecipazione a bandi IRC e Marie Sklodowska-Curie Actions. Ulteriori risorse del Fondo sono destinate a progetti di ricerca collaborative da realizzare con università ed enti pubblici di ricerca e a rafforzare le reti nazionali e internazionali in cui l'Ateneo è già presente. Parte del fondo, infine, è investita per implementare la dotazione infrastrutturale dell'Ateneo con laboratori dedicati alla sostenibilità di processo e di prodotto. A valere sui fondi PON 2014-20 è stato possibile, sia pure con una certa, rapidità, e i rettori sanno e condividono con me questa frenesia, ben 32 borse di dottorato e 23 contratti di ricercatore a tempo determinato su tematiche relative ai settori green e all'innovazione, con il fine di sostenere le transizioni verde e digitali del Paese. Queste iniziative danno un deciso impulso sia alla ricerca accademica, naturalmente, ma anche al rapporto dell'università con il sistema produttivo, poiché prevedono la permanenza dei dottorandi e dei ricercatori per almeno 6 mesi presso aziende con cui le tematiche di ricerca sono state preventivamente condivise. Ottima risposta anche delle aziende. Nell'ultimo anno accademico abbiamo attivato 3 nuovi corsi di dottorato di ricerca, portando così a 11 il numero complessivo dei corsi di dottorati aventi la sede amministrativa presso l'Ateneo. Tutti gli 11 corsi attivati sono stati valutati positivamente dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, l'ANVUR, ai fini del mantenimento dell'accreditamento ministeriale. 10 hanno ottenuto la qualifica di dottorati innovativi. È stato inoltre emanato il bando dottorato industriale, a cui hanno aderito 7 corsi di dottorato di ricerca, tra quelli attivati nel 37° ciclo, quello che sta partendo. L'Università di Udine, inoltre, è entrata a far parte del dottorato di ricerca nazionale in intelligenza artificiale per l'ambito agri-food e ambiente. L'Ateneo ha assicurato il sostegno comunque ai corsi di dottorato, al di là di questi finanziamenti, garantendo 48 borse di studio triennali, alle quali sono aggiunte quelle provenienti dagli enti convenzionati e quelle reperite da accordi con aziende, per un totale di 23 borse. Gli iscritti ai concorsi ordinari di ammissione al 37° ciclo sono stati più di 500, di cui circa il 30% con titolo di studio conseguito all'estero e quasi il 60% con titolo conseguito presso altri atenei italiani, e che testimonia una buona attrattività esterna dei nostri corsi. Nel corso dell'ultimo anno accademico è stato potenziato l'impegno nella implementazione delle azioni richieste dalla Carta Europea dei Ricercatori. Tali azioni, oltre a costituire un elemento qualificante dell'Ateneo e un passepartout per la progettualità europea, sono necessarie per il mantenimento del prestigioso riconoscimento conseguito dall'Università nel 2016 e soggetto a valutazione periodica da parte della Commissione europea. La terza missione dell'Università, che a volte è la prima, considera la promozione del trasferimento dei risultati della ricerca, la divulgazione scientifica e il public engagement. Nel confronto con i valori medi nazionali delle università italiane, l'Ateneo si caratterizza per l'elevato numero di invenzioni e varietà vegetali tutelate, in totale 136, di cui 4 nell'ultimo anno accademico. Però, diversamente da quanto accade in media a livello nazionale, i ricavi derivanti dallo sfruttamento di questi brevetti superano di 2-3 volte le spese di deposito e mantenimento. Per dare ulteriore impulso allo sviluppo industriale delle invenzioni brevettate dall'Ateneo a più bassa maturità tecnologica, sono in corso di svolgimento 2 iniziative per Proof of Concept, una finanziata dal MISE e l'altra autofinanziata dall'Ateneo. E a livello internazionale abbiamo avviato rapporti con lo European Institute of Innovation and Technology nell'auspicio di avviare ricerche collaborative per elevare il technology readiness level, la possibilità di trasferimento, delle soluzioni più promettenti. Il progetto Cantiere Friuli, con il quale l'Università di Udine si propone come soggetto catalizzatore di cambiamento e rinascita del Friuli, ha concluso la sua prima fase di attività con un bilancio in termini di impatto e risultati ottenuti per il periodo 2017-21 davvero ragguardevole.
sono 41 i docenti e i ricercatori coinvolti, 45 gli esperti e quello che è anche interessante, oltre al numero di eventi, i 2.385 presenze rilevate agli eventi, e oltre al numero di persone che sono state naturalmente coinvolte. La realizzazione del progetto ha contribuito senz'altro ad accrescere nella società friulana e nei decisori il ruolo dell'università quale motore propulsivo per il rilancio regionale, registrando di conseguenza un aumento di proposte di collaborazione da parte di enti locali, associazioni e portatori di interesse, che ora stiamo naturalmente portando a sistema. Dal metodo Cantiere Friuli parte anche il contributo dell'università al progetto promosso dal Comune di Udine, Friuli Europa Udine 250, nell'ambito del PNRR regionale. Sono ben 11 i volumi pubblicati nella collana editoriale Quaderni di Cantiere e altri 2 sono in attesa di stampa. Quaderni sono pubblicati da Forum, nostra casa editrice universitaria. Forum ha pubblicato nel 2021 55 nuovi libri e 9 numeri di riviste, però ha anche organizzato 45 incontri in presenza e 17 online e ha dato vita a 3 nuove collane editoriali con un forte carattere interdisciplinare. Cito spesso questa parola che sta particolarmente a cuore a me e all'Ateneo. Particolarmente intensa e distintiva è stata l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, che ha promosso nell'ambito del piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022 la redazione del primo bilancio di genere dell'Ateneo. Il documento che consente di mettere a fuoco le situazioni di diseguaglianza uomo-donna, ma è anche fondamentale per la preparazione del Gender Equality Plan, necessario per l'accesso a finanziamenti del programma Horizon Europe e a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'attività del CUV ha riguardato anche attività formative per il personale, per studenti e dottorandi sui temi dell'inclusività e della medicina di genere e anche azioni specifiche contro la violenza e o le discriminazioni di genere. L'Università di Udine aderisce alla rete delle università sostenibili ed è da tempo impegnata in attività didattiche, divulgative e di ricerca inerenti allo sviluppo sostenibile. Anche nel 2021 il nostro Ateneo ha proposto, tramite la RUS, alcuni eventi inclusi nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile e ha organizzato una serie di incontri sul territorio, al titolo Per un domani sostenibile, tutti il territorio friulano, regionale. Ha contribuito inoltre alla elaborazione di documenti nell'ambito della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. E intensa è stata pure la collaborazione con la nuova Commissione Sostenibilità creata, motu proprio, all'interno del Consiglio degli Studenti. Tra le attività divulgative dell'Ateneo merita ricordare il progetto Play Uniud, canale YouTube libero e aperto per la diffusione della conoscenza multidisciplinare, nato durante il periodo di lockdown e tuttora naturalmente floridamente in vita. La Biblioteca Florio dell'Università di Udine, donata dal professor Attilio Masi all'Ateneo nel 2013, è riconosciuta fra le 10 biblioteche di interesse regionali e costituisce uno dei più cospicui e preziosi patrimoni storico-culturali del Friuli Venezia Giulia. Uno dei più preziosi manoscritti conservati nella biblioteca, il Codice della Divina Commedia, noto agli studiosi come Codice Florio, da dicembre 2020 è a disposizione di ricercatori e studiosi di tutto il mondo, grazie alla copia digitale, consultabile sul nostro sito Teche Uniud, la biblioteca digitale dell'Ateneo. Al fine di promuovere la costituzione di spin-off e start-up che possono valorizzare commercialmente i risultati della ricerca scientifica all'Ateneo, in quest'anno accademico sono state intraprese iniziative volte a incentivare la propensione all'imprenditorialità degli studenti e dei dottorandi di ricerca. In particolare, sono stati organizzati il corso Imprenditorialità e Business Plan online e Ricerca e Imprenditorialità, dall'idea alla start-up. Nell'ambito poi del progetto condiviso con la Fondazione Friuli, che intende promuovere eventi e attività che rientrano nel percorso di collaborazione del sistema Ateneo Territorio, l'Ateneo ha aderito a Enactus Italia, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata a ispirare gli studenti a migliorare il mondo attraverso la imprenditorialità loro. Il team di Enactus Uniud, formato da 13 studenti coordinati dall'area ricerca e coadiuvati da docenti dell'Ateneo, è risultato vincitore della competizione Enactus Italia edizione 21 con il progetto Cognac, c'è un 2 in mezzo, basato su una tecnologia che mira a rimuovere l'anidride carbonica
CO2, dell'atmosfera sfruttando fonti di energia rinnovabili. Il gruppo rappresenterà l'Italia alla competizione internazionale 2021. Durante l'anno accademico 2021 sono state pubblicate a cura del Career Center, attivo presso l'Ateneo, 550 offerte di lavoro, per le quali sono stati raccolti e gestiti più di 3.000 curriculum vitae. Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sono stati confermati, seppure in formato digitale, gli appuntamenti con i mercoledì del placement e il job breakfast. Sabato prossimo in questo teatro si terrà anche una fiera del lavoro organizzata dall'Associazione dei laureati in ingegneria gestionale. Anche l'attività di punto impresa, che è parte del progetto Cantiere Friuli ed è sostenuta anch'essa dalla Fondazione Friuli, è stata in parte rivolta alla diffusione della cultura imprenditoriale. E per quanto riguarda gli eventi con le imprese, è proseguito il ciclo di iniziative denominate Aziende in Cattedra. Sul piano del rapporto con il territorio va segnalata la crescente e sempre più proficua collaborazione con il tessuto produttivo regionale, che si è concretizzata in particolare nello sviluppo di Uniud Lab Village, il polo della ricerca avanzata che vede riuniti nello stesso luogo i laboratori universitari e delle imprese, che operano in sinergia per realizzare progetti congiunti. Questo è un progetto dell'Ateneo, supportato convintamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, nato con l'obiettivo di integrare proprio il mondo accademico e il mondo produttivo e dare risposte più puntuali alle necessità di innovazione del comparto economico territoriale. Ai primi insediamenti, febbraio 2020, poco prima della pandemia, ne sono seguiti nel 2021 altri, dedicati alle analisi sensoriali, 5 laboratori informatici sui temi della cyber security, realtà virtuale aumentata, IoT, sistemi autonomi, intelligence, human robot collaboration, 3 di collaborazione FALDMIF e le imprese sul tema dell'intelligenza artificiale, che ospitano il nodo udinese del Digital Innovation Hub e il laboratorio di Area Science Park dedicato al machine learning non supervisionato. Altri laboratori sono in fase di allestimento, contiamo di arrivare per la fine dell'anno, quest'anno, a 16. L'istituzione, in collaborazione con Fondazione Friuli, di 20 borse di studio a favore degli studenti iscritti alle lauree magistrali che possono svolgere attività presso Uniud Lab Village, contribuisce a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e trasferimento della conoscenza, che in questa struttura si vuole realizzare. Uniud Lab Village costituisce un unicum a livello nazionale, rientra fra infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-27, recentemente approvato dal MUR. Il successo del progetto ha indotto l'Ateneo a lanciare un concorso di idee per la realizzazione di un secondo edificio dedicato a queste attività di collaborazione pubblico-privato. In aggiunta a questa iniziativa sono stati creati tavoli di lavoro università-impresa di concerto con Confindustria Udine, con cui la collaborazione è continua e molto efficace, e il cluster FVG Legno Arredo, finalizzati alla definizione di proposte progettuali da implementare sul territorio regionale nell'ambito di varie tematiche. Azione questa che è di fondamentale importanza in un periodo di grande opportunità legate ai piani di ripresa post-pandemica strutturati a livello nazionale ed europeo. L'Ateneo poi sostiene una fitta serie di collaborazioni con le associazioni di categoria, i cluster tecnologici e i parchi scientifici regionali, ricordiamo Friuli Innovazione naturalmente. Nell'ottica del potenziamento delle reti regionali, l'Ateneo ha inoltre costituito con l'Università di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la SISSA, l'International Center for Theoretical Physics, il MIB Trieste School of Management e Generali, assicurazioni, il Data Science e Artificial Intelligence Institute, che ha l'obiettivo, che stiamo provando, di fungere da polo di innovazione nell'ambito data science e intelligenza artificiale, non solo regionale. Ha inoltre aderito alla Fondazione di Partecipazione Agri-Food Bioeconomy FVG, che vuole aggregare i portatori di interesse nel settore agricolo, alimentare e bioeconomico della regione. L'attività didattica e di ricerca di Ateneo usufruisce di infrastrutture organizzate in poli disciplinari distinguiti in ambito cittadino a Udine e in complessi messi a disposizione dell'università nelle altre 3 sedi su cui gravita l'Ateneo, Pordenone, Gorizia e Gemone. La realizzazione di nuovi spazi della conoscenza, sia mediante la costruzione di nuovi edifici o il ripristino di quelli già esistenti, testimonia come il nostro Ateneo rappresenti anche un grande propulsore di rigenerazione urbana. Un complesso, ubicato su un'area di circa 3.000 metri quadrati, a Udine ospiterà nuovi laboratori dell'area medica dedicati allo sviluppo di ricerche nell'ambito delle tematiche dell'invecchiamento in salute.
Il campus universitario di Rizi avrà una nuova importante fase di crescita grazie alla realizzazione della biblioteca, una nuova biblioteca del polo scientifico, che ospiterà anche un'innovativa sala polifunzionale capace di trasformarsi in auditorio o in sala studio a seconda delle esigenze. La copertura piana delle grandi aule ubicate nella struttura seminterrata dello stesso complesso dei Rizi, con la sua superficie di circa 6.000 metri quadri, rappresenta un grande spazio all'aperto fruibile dagli studenti. Per rendere più sostenibile la nostra università è stata anche indetta una gara per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti di Ateneo, con un grande risparmio energetico, e fondi potranno essere utilizzati a beneficio degli studenti. Sarà completata a breve la ristrutturazione dell'edificio ex Renati, non distante da qui, che garantirà la piena autonomia operativa al polo giuridico, finalmente, garantendo la disponibilità di spazi per uffici, studi e aule. È in fase di progetto un nuovo campus anche di area medica, che sorgerà in prossimità del complesso di Piazzale Colbe, l'attuale sede, e consta di più di 6.000 metri quadri da destinare alla didattica e ai laboratori agli studi. Questo è un bel progetto per dare finalmente dignità anche all'area medica dal punto di vista degli spazi occupati, essendo per noi un privilegio avere quest'area nell'università. Da ultimo voglio citare la recentissima sottoscrizione di un accordo tra Università, Comune di Udine e Fondazione Friuli per rendere fruibile a tutta la cittadinanza il parco monumentale a Palazzo Antonini Maseri, uno dei giardini storici udinesi, attualmente di proprietà dell'Ateneo, quale parte della generosa donazione del professor Attilio Maseri, avvenuta nel 2018. Sarà in futuro gestito dal Comune nell'ambito di un ambizioso progetto di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio storico immobiliare cittadino, di cui sarà protagonista la Fondazione Friuli. Dobbiamo affrontare delle sfide. Come tutto il sistema universitario italiano e internazionale, l'Ateneo esce a testa alta dal periodo più duro dell'emergenza pandemica, che ha affrontato con la concretezza e la determinazione di sempre. Per questo ci sono dati inequivocabili: ore di lezione erogate, esami di profitto ai laureati, addirittura un record l'anno scorso di immatricolati, servizio agli studenti. Non vi è dubbio che l'opportunità offerta dai finanziamenti ministeriali, mirati al superamento delle emergenze erogate nel 2020 e adeguatamente integrati con i fondi di Ateneo, sia stata pienamente colta, con il risultato di poter ampliare la dotazione tecnologica di aule e laboratorio, e soprattutto creando le condizioni ideali perché, una volta superata la pandemia, l'università possa nuovamente diventare il luogo del confronto e del dialogo tra docenti e studenti, svolto in presenza e avvalendosi di nuovi strumenti con cui arricchire l'esperienza di apprendimento e disegnare scenari didattici innovativi. L'università, d'altro canto, si distingue dagli altri soggetti della formazione perché ha fra i suoi scopi la ricerca. Questa nutre la didattica, qualifica l'Ateneo ed è il volano dell'innovazione. La valorizzazione di questa attività, unita alla capacità di formare le nuove generazioni, sta alla base del ruolo dell'università quale propulsore di avanzamento sociale, culturale ed economico di un territorio, di un paese. Oggi più che mai questo ruolo deve essere chiaro negli obiettivi strategici che un Ateneo si pone e va rivendicato con forza sulla base delle proprie competenze. Per fare questo l'università però deve essere capace di immaginare scenari futuri, di interagire con le altre componenti della società, in stretto coordinamento con questo, di individuare e condividere i percorsi di cambiamento, per poi progettare azioni congiunte di sviluppo a medio e lungo termine. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con le sue stesse sfide che coinvolgono in modo inequivocabile il sistema universitario, costituisce un'opportunità unica per costituire e rafforzare queste reti virtuose e, ciò che è più importante, per dare concretezza al cambiamento. Se negli ultimi anni i finanziamenti alla ricerca non hanno avuto l'accelerazione che la rapida evoluzione della società avrebbe richiesto, appare oggi come questo trend venga significativamente invertito, con una serie di iniziative governative che hanno l'obiettivo comune di rilanciare la capacità di innovazione del Paese, ma partendo dal consistente sostegno al sistema scientifico. L'Università di Udine si è preparata a questo ed accetta con grande consapevolezza la sfida dei cambiamenti in atto. Anzi, ha già dato prova di volerli anticipare, predisponendo una serie di misure che favoriscano il dialogo costruttivo con l'istituzione e guardino al consolidamento della reputazione dell'Ateneo nel panorama nazionale e internazionale della ricerca e dell'alta formazione. In particolare, l'Ateneo ha deciso di dotarsi di un piano strategico per i prossimi 5 anni che sarà accompagnato da risorse autogenerate. Partendo dall'analisi degli scenari futuri delle università a livello nazionale e internazionale, ormai sono numerosissimi gli studi su questo, dall'analisi di contesto e del posizionamento dell'Ateneo in relazione alla propria mission. Cosa siamo?
Dalla discussione con i rappresentanti territoriali sono state definite delle linee guida condivise con i dipartimenti per la formulazione dei piani strategici dipartimentali che coaguleranno nel piano strategico di Ateneo. Forte è emersa l'esigenza di perseguire la caratterizzazione del profilo scientifico e formativo dell'Ateneo attraverso un chiaro, distintivo posizionamento in ambito nazionale e internazionale, l'ampliamento della progettualità di ricerca e didattica di eccellenza e lo sviluppo di temi interdisciplinari. Così come sono state individuate le sfide imprescindibili che il nostro Ateneo deve affrontare, e sottolineo il deve, quali la revisione dell'offerta didattica interna e di quella in collaborazione con le altre componenti della filiera dell'education, sentiamo molto di parlare di ETS in questo periodo, il potenziamento della ricerca, il rafforzamento dei partenariati strategici europei, il consolidamento della progettualità sul territorio e dell'interazione con il sistema produttivo, l'intensificazione dei rapporti con le altre università, in particolare quelle regionali o del nord-est, e il sistema ampio, vasto, della ricerca regionale. Il successo di questa progettualità dipende decisamente dalla capacità di conciliare le valenze specifiche con una logica di rete che consideri l'integrazione interna all'Ateneo ed esterna ad esso. In quest'ottica, punto fondante del piano strategico è la focalizzazione su tematiche interdisciplinari che valorizzino la complementarietà delle competenze interne, favoriscono il dialogo con l'esterno. I dipartimenti hanno risposto predisponendo i loro contributi al piano strategico e a breve saranno avviate le prime iniziative in coerenza con gli obiettivi prefissati. Come si può vedere, anche alla luce di quanto esposto nel corso di questa breve relazione, l'orientamento assunto dall'Ateneo e le azioni già intraprese sono in grande sintonia con le linee guida del PNRR rilasciate nei mesi scorsi, con particolare riferimento alle iniziative di sistema definite dalla missione 4 e la componente 2, che cita dalla ricerca all'impresa, io vorrei dire dalla formazione alla ricerca all'impresa, o al lavoro, meglio ancora. Come si può vedere, questo ci conforta e ci stimola a proseguire nel lavoro di attuazione dei nostri obiettivi strategici, opportunamente ricalibrati sulla base di quanto proposto a livello nazionale, e ci consente di affermare che l'Università di Udine è pronta a cogliere opportunità offerte dal PNRR, contribuendo con le proprie competenze, le proprie forze, alla costituzione dei soggetti attuatori delle varie linee di intervento a livello sia locale che nazionale. Avviandomi alla conclusione, voglio sottolineare che l'ambizione dell'Università di Udine è di essere capace di caratterizzare le proprie competenze, di declinare le proprie vocazioni, di intercettare la contemporaneità così da posizionarsi in modo distintivo nel sistema universitario nazionale. Nel fare questo non può e non vuole rinunciare allo stretto legame con il territorio che l'ha fortemente voluta. Per fare questo, oltre all'ambizione, dovremo sempre, comunque, fare ricorso ai nostri principi fondanti, l'orgoglio e il senso di appartenenza, la fiducia nelle persone e nei propri mezzi, il coraggio e la determinazione. All'inizio del nuovo accademico desidero esprimere la mia gratitudine a tutta la comunità accademica. Per la maturità dimostrata in questi 2 anni del mio mandato e ringraziare Scusate, mi riprendo la parola, se no sembra che siamo al COP26 o che voglia parlarvi di pensioni. Ringraziare la maturità dimostrata in questi 2 anni del mio mandato e ringraziare in particolare quanti condividono con me questa magnifica avventura. Viene dal cuore. Il prorettore vicario, delegate e delegati di area, di settore e referenti, direttrici e direttori dei dipartimenti, direttore della scuola superiore, coordinatore del nucleo di valutazione, senatori e consiglieri, direttore generale e vice direttrice generale, responsabile delle direzioni e capi area, responsabile dei servizi dipartimentali, tutto il personale docente, tecnico e amministrativo, le studentesse e gli studenti e le loro rappresentanze. Un grazie sincero a quanti nel territorio cooperano con noi e a coloro che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Lasciatemi dire un grazie particolare alla Regione, all'assessore Rosolin che ci ascolta, mi ascolta sempre con grande pazienza, e alla Fondazione Friuli con il suo presidente, Giuseppe Morandini. E un commosso pensiero, questo sì, a coloro che in quest'anno ci hanno lasciati. Marta Gori, una studentessa di master, tragicamente scomparsa, privando tutti noi del suo futuro. Dario Sorrentino,
collega, gastroenterologo e docente dell'Ateneo, di cui ricordiamo la passione per il lavoro e l'amore per la famiglia e la vita. Luigi Reitani, illustre germanista dell'Ateneo, uomo di cultura a tutto tondo, che ha illuminato di umanità e scienza Udine e il mondo, e ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile. Marco Fantoni, grande imprenditore friulano, la cui figura è legata indissolubilmente al Friuli e all'università, che gli conferì la laurea ad honorem in ingegneria gestionale nel 2002. Gustavo Zanin, energico e talentuoso maestro organaro, come lui si definiva, di fama mondiale, laureato ad honorem in storia dell'arte e conservazione dei beni storico-artistici nel 2007. Enrico Coccolo, storico collaboratore del professor Attilio Maseri, che si è prodigato con grande generosità e passione per il bene dell'Ateneo. E Attilio Maseri, grande scienziato e benefattore dell'Università di Udine, come è stato ricordato anche in precedenza, la cui eredità più importante è costituita dai valori con cui ha coronato la propria esistenza. Affrontare la vita con coraggio, riporre fiducia nella capacità della scienza di porsi le giuste domande e la caparbietà nel cercare le risposte. Stimolare i giovani a prendere in mano il proprio futuro e fornire loro gli strumenti per costruire il proprio senso critico. Non dimenticare le proprie radici e custodire il passato per progettare il futuro. Noi non possiamo che impegnarci a cogliere questi stimoli e ripetere con convinzione quello che è il nostro motto, hic sunt futura. Bene, a questo punto, e invito tutti i colleghi a seguirmi, con questi ideali e questi valori, solennemente dichiaro aperto l'anno accademico 2021-22 dell'Università degli Studi di Udine, il 44esimo della sua storia. Grazie. Dopo la relazione del Rettore, la volta degli interventi. Iniziamo con il rappresentante degli studenti, Riccardo Ferrarese. Magnifico Rettore, gentili professoresse e gentili professori, ricercatrici e ricercatori, gentile personale tecnico-amministrativo, gentili autorità, studentesse e studenti, buongiorno a tutte e tutti. Non è stato semplice riassumere in un discorso i pensieri e le riflessioni che senza dubbio derivano da un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando. A causa della crisi pandemica, la comunità universitaria e studentesca si è in parte disgregata. Per questo è necessario cercare di recuperare una dimensione collettiva, rimettere al centro contesti di comunità e aggregativi, come quelli della rappresentanza studentesca e dell'associazionismo, che possono diventare canali di crescita personale e di formazione. La formazione di un individuo, infatti, non è fatta solo di studio, lezioni ed esami, ma deve significare esperienza, opportunità e partecipazione attiva e scambio con la realtà circostante. Fare l'università vuol dire soprattutto confronto con altre persone, studenti e professori, con il territorio che si abita anche solo per un periodo, ascoltando e comprendendo il percorso di ciascuno e la visione che ognuno ha della realtà in cui vive. A subire le conseguenze dirette di quella che speriamo sia una parentesi che ci lasceremo presto alle spalle, saremo anche noi, giovani studentesse e studenti. Noi che spesso siamo costretti a cercare opportunità al di fuori dei nostri territori, dovendo lasciare un paese che non ci tutela con contratti di lavoro dignitosi e nell'inserimento lavorativo, che ancora non mette al centro temi come il cambiamento climatico e l'inclusione. Vorremmo che si iniziasse ad investire maggiormente sull'università, considerata l'inesistenza di fondi nella futura di legge di bilancio, soprattutto per il lanzamento effettivo della no tax area e per un maggior numero di borse di studio. La speculazione sugli affitti e la tassazione universitaria
sono per noi un ostacolo concreto. Abbiamo visto i nostri piani cambiare a causa della crisi pandemica e ora, con difficoltà, cerchiamo di tornare a vivere i nostri luoghi di studio. Ci sono temi che vanno oltre l'accademia, ma che da cittadini non possiamo che portare avanti. In una giornata come questa è giusto che ognuno di noi si interroghi sul conferimento che avverrà dopo. Negli ultimi mesi sono riemerse alcune riflessioni sui fatti accaduti al G8 di Genova e continua la campagna di richiesta di verità e giustizia per la sparizione e uccisione del nostro collega Giulio Regeni e di molte altre persone che, come lui, sono state represse ingiustamente. È per loro che chiediamo ancora verità e giustizia. Siamo convinti che il termine crisi non debba mai essere separato da quello di opportunità. Per noi rappresentanti, ricoprire questo ruolo in un periodo di incertezza è una sfida, che però vogliamo affrontare con entusiasmo e concretezza. È bello vedere che nelle aule studio e negli a volte inadeguati spazi universitari ci sono persone pronte a mettersi in discussione e a dare il proprio personale contributo, nonostante la lucida consapevolezza del mondo che ci aspetta. Quello che sogniamo è una maggiore integrazione tra la comunità studentesca e le realtà cittadine in cui siamo inseriti, migliorando per esempio i servizi agli studenti, riorganizzando i trasporti, incentivando eventi dedicati a noi giovani e rendendo la città realmente a misura di studente. C'è chi la propria dimensione l'ha trovata nel nostro Ateneo, sviluppando progetti sui temi della sostenibilità e dell'inclusione, ideando nuove forme di prossimità sociale e realizzando progetti di cultura e musica. Purtroppo, gli spazi dedicati a queste iniziative sono ancora troppo ridotti e nascosti. Invece, ci piacerebbe davvero essere cittadini di un luogo che ora ci vede ancora come timidi fruitori. E speriamo che, passo dopo passo, e con l'aiuto di ognuno di noi, questo si possa concretizzare. Si dice spesso che il futuro siamo noi. È forse vero. Allora prendete in considerazione le nostre proposte, rispettate le nostre istanze e aiutateci ad aiutarvi per costruire l'università che vorremmo. In conclusione, a tutte le nuove studentesse e ai nuovi studenti un enorme in bocca al lupo per un futuro consapevole e per la propria vita, che inizia a costruirsi proprio da questi banchi e sedie. Grazie e buona giornata. La rappresentante del personale tecnico amministrativo Francesca Giannelli. Magnifico rettore, autorità, comunità universitaria e ospiti tutti. È un onore per me essere qui oggi a portare il saluto del personale amministrativo, bibliotecario, esperto linguistico e tecnico. Un saluto grave per i quasi 2 anni di emergenza sanitaria, ma carico di speranza per il nuovo anno che si sta aprendo. Dall'inizio del 2020 il mondo gira attorno alla pandemia. Negli ultimi mesi ci siamo illusi che la guerra contro il Covid fosse terminata, ma ora sembra chiaro che dovremo continuare ad adattarci a una situazione in continua evoluzione. Fuori da qui le differenze sono diventate sempre più forti, pesanti, lasciano il segno ed è doveroso accorgersene e prendersene carico. Anche la contrazione delle iscrizioni è un segnale che preoccupa e richiede grande attenzione. Non possiamo però essere da soli, è importante avere un'Europa unita e solida che sappia accogliere e far fronte alle difficoltà dei più deboli. In Italia è necessaria un'inversione di tendenza nella destinazione dei fondi pubblici che per troppo tempo ha lasciato università e ricerca agli ultimi posti in Europa. Siamo convinti che conoscenza e ricerca possano fare la differenza. Al nostro interno chiediamo trasparenza, rispetto e pari dignità per tutte le componenti. In questo periodo, tra lavoro agile e presenza a singhiozzo, tutto il personale si è impegnato con dedizione, sacrificio e responsabilità nello svolgere il proprio lavoro, spesso in condizioni di difficoltà,
e pensiamo al lavoro svolto da casa, con connessioni e tecnologie non sempre all'altezza, al disagio creato dal dover condividere lavoro e famiglia sotto lo stesso tetto, spesso sacrificando il tempo dedicato agli affetti. Ancora non si può dimenticare il grande lavoro svolto nelle diverse sedi per rendere i locali sicuri, non sempre con i risultati attesi. Ora sarà necessario continuare ad applicare la stessa attenzione anche nei luoghi di lavoro. Questo periodo difficile ci ha anche insegnato: il lavoro agile può essere un'opportunità, un modo flessibile per conciliare lavoro e famiglia, un metodo inclusivo per mantenere il lavoro a chi ha difficoltà personali o familiari. Sarà un ottimo lavoro di squadra a permettere di contrastare il pericolo di isolamento. È importante che questa esperienza non vada persa, ma anzi debba essere rimodulata e incentivata. Contiamo molto sul nuovo contratto, nella speranza che porti a un vero adeguamento stipendiale, dove ancora all'università il personale contrattualizzato è la categoria nel pubblico impiego con stipendio più basso. Ma è necessario anche risolvere il sottoinquadramento e introdurre opportunità di carriera, in particolare per il personale bibliotecario e per il personale tecnico. Per questi ultimi, una politica di riconoscimento di ruolo e professionalità è iniziata e ci si augura che possa proseguire. Così auspichiamo la creazione di opportunità di valorizzazione, di crescita e di progressione di carriera per tutte le categorie. La motivazione di chi lavora passa anche attraverso la possibilità di confronto e le occasioni di acquisire nuove conoscenze. Su questo fronte, nonostante molti passi avanti siano stati fatti, contiamo che formazione e aggiornamento professionale possano essere sempre condivisi e anche utili per la crescita e la valorizzazione del personale. Nuove assunzioni di colleghe e colleghi a tempo indeterminato e stabilizzazione del precariato sono necessarie per far fronte ai pensionamenti e a scadenze e incombenze sempre più pressanti. Il ricambio generazionale è indispensabile per il bene di questa organizzazione della società. Per quanto riguarda i collaboratori esperti linguistici, a livello nazionale è indispensabile il riconoscimento di un'unica figura professionale che comprenda ex lettori e collaboratori, con mansioni e ruolo definiti chiaramente e inquadramento economico pari al ricercatore confermato a tempo definito, come in parte avviene in questo Ateneo. In questo contesto non facile, con l'intento di poter dare un ulteriore contributo per migliorare quella che è anche la nostra organizzazione, chiediamo di avere maggiore rappresentatività e di essere presenti in consiglio di amministrazione. Ci siamo adeguati alle novità, alla complessità del momento che stiamo vivendo, non senza fatica e non senza conflitti. Nonostante tutto, la speranza e l'ottimismo per questo nuovo anno che inizia conferma che ci saremo anche per altri e nuovi processi di miglioramento. La pandemia ha talvolta fatto perdere la ragionevolezza della scienza, la gioia dello scoprire, l'entusiasmo dello sperimentare. Si sono acuite differenze, caricate tensioni, rotti rapporti e fiducie che è bene recuperare, stemperare, appianare. E proprio per questo, e proprio da qui, da questa comunità, può partire la scintilla di un nuovo inizio. Hic sunt futura. A questo punto passiamo agli interventi istituzionali. La parola al sindaco di Udine Pietro Fontanini. Un saluto da parte della città di Udine alla nostra università, un'università voluta dal popolo friulano che con caparbietà, volontà, determinazione riuscì a ottenere questa importante istituzione per il suo sviluppo,
perché nella legge costitutiva di questa università si parla proprio di sviluppo del popolo friulano e del nostro territorio. La città di Udine è orgogliosa di ospitare questa importante istituzione e mette a disposizione tutte le sue potenzialità affinché studenti, docenti e tutto il personale possa trovare in questa città quelle opportunità e quell'accoglienza dovuta. Devo ringraziare l'Università per le collaborazioni date alla nostra comunità di cittadini, in particolare con progetti precisi, il PEBA, questo progetto importante per il superamento delle barriere architettoniche, coordinato dalla professoressa Conti, che ci farà fare un passo significativo in avanti per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. E poi il lavoro che stanno facendo con noi i professori Dettoni, il professor Pascolini, per quanto riguarda le linee per il nuovo PNR che riguarda anche la città di Udine e il territorio più vasto. Università quindi presente, vicina alla città e a tutto il Friuli. Ecco perché sono orgoglioso come sindaco di dare ancora una volta il benvenuto a questo nuovo anno accademico e fare gli auguri a tutto il personale docente, al personale amministrativo e in particolare un benvenuto agli studenti, in particolare alle matricole, che conosceranno e vivranno questa città, speriamo, nel miglior modo possibile e anche che dia frutti per la loro esperienza. E poi un appello affinché si lavori di più nel settore sanitario. Mi riferisco soprattutto al numero chiuso per quanto riguarda il Dipartimento di Medicina. C'è una carenza forte di personale sanitario, partendo da medici per arrivare alle OSS. Abbiamo bisogno di queste figure. E allora la nostra università, come ho chiesto più volte anche da Presidente della Provincia, aumenti il numero degli iscritti, dia la possibilità di formare ancora personale in questo settore delicato come quello della sanità. Stiamo vivendo una situazione di emergenza, abbiamo bisogno di figure professionali che ci aiutino ad uscire da questa situazione il più presto possibile. Auguri alla nostra università, viva l'Università del Friuli! Interviene ora il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Grazie magnifico Rettore, ringrazio ovviamente tutto il corpo docente, tutti i professori, il personale amministrativo, gli studenti. Io sono venuto qua prima di tutto, come sto facendo in queste occasioni, per portare i ringraziamenti dell'amministrazione regionale. E voglio portare i miei ringraziamenti al mondo di ricerca e al mondo scientifico che rappresentate, di cui siete importanti rappresentanti e di cui soprattutto formate le nuove generazioni. Voglio fare questo ringraziamento perché reputo questo passaggio particolarmente importante nel momento storico in cui stiamo vivendo. Ho sentito l'intervento, mi scuso, sto andando totalmente fuori l'intervento che mi ero scritto, però penso forse vada meglio oggi. Ho sentito l'intervento della rappresentante degli amministrativi, che condivido, e ha fatto un passaggio importante, è il momento di stare uniti. Però si sta uniti dentro la verità, non dentro la menzogna. Si sta uniti raccontando ai cittadini la verità oggettive e non delle falsità che minano la nostra sicurezza, la nostra salute e il benessere economico dei nostri cittadini. E quindi come amministrazione regionale, con decisione, in questo periodo pandemico vogliamo fare la nostra piccola parte per raccontare ai cittadini la verità e smentire le menzogne che stanno mettendo a rischio e delle volte in ginocchio il nostro sistema sanitario e il nostro sistema economico. Penso che sia arrivato il momento di parlare
con voce chiara, netta e trasparente. Penso che la voglia di ascoltare tutti non può diventare la negligenza nel non raccontare le cose come stanno, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria. Per questo, e vediamo anche la situazione che sta vivendo la nostra regione, tutti abbiamo la responsabilità di farlo e di alzare, ovviamente con tutti i modi più pacifici e democratici del mondo, ma la voce della parte della società che chiede di combattere la pandemia con i mezzi che grazie alla scienza e grazie alla ricerca in pochissimo tempo abbiamo a disposizione e si stanno dimostrando efficaci, sicuri e ci stanno quest'anno facendo tornare a una vita che, come è stato detto, ci permette di tornare alla socialità, all'incontro, alle lezioni in presenza e alla possibilità per gli studenti, come è stato rimarcato prima, di poter avere un approccio non dico normale, ma sicuramente molto diverso rispetto alle chiusure e alle restrizioni che ci sono stati lo scorso anno. Proprio per questo Regione Friuli-Venezia Giulia vuole continuare ad investire nella scienza e nella ricerca. Come sapete siamo la regione che a livello nazionale, rispetto ovviamente paragonata ai numeri di abitanti, ma il più alto numero di ricercatori. Qui c'è il magnifico rettore Pinton, ma anche i magnifici rettori di Trieste e della Sissa. E proprio da questo palco io voglio annunciare che nella futura legge di bilancio vorremmo mettere importanti risorse a favore di nuovi investimenti legati alla ricerca. Penso che dobbiamo metterci in gioco come sistema regionale, e dico anche come sistema di ricerca e formazione. Penso che dobbiamo avere il coraggio di lavorare con realtà private anche di carattere internazionale, perché questo vuol dire aumentare le risorse a disposizione e importare opportunità per il nostro territorio. Penso che dobbiamo insieme essere anche forse un po' più bravi in grado di fare marketing della ricerca e della scienza, perché noi abbiamo persone che lavorano molto nella ricerca, da altre parti magari lavorano un po' meno di noi, però si vendono molto meglio. Noi dobbiamo imparare anche da questo punto di vista, e la Regione prima di tutto si mette in discussione per riuscire a essere ancora maggiormente attrattivi. Nella prossima legge di bilancio ci saranno decine di milioni di euro nuovi per questi progetti specifici. Non saranno semplicemente delle risorse generaliste o generalizzate o a pioggia, ma ci saranno dei progetti specifici per nuove opportunità di ricerca, così perché noi vorremmo far sì che quello che si dice sempre, combattiamo il problema dei cervelli in fuga, lo si fa con opportunità concrete sul territorio, non lo si fa con le parole o con i buoni intenti, ma lo si fa con opportunità lavorative, oltretutto altamente professionalizzanti sul nostro territorio. Io mi scuso se ho rubato un po' troppo tempo, però voglio concludere come ho iniziato. Ho l'onore di rappresentare pro tempore un territorio come la nostra regione e spero ogni giorno di essere all'altezza, anche malgrado i molti errori che faccio quotidianamente. Però in qualità di rappresentante dei cittadini di questa regione voglio portarvi nuovamente i miei ringraziamenti. Ve li porto non in modo formale perché siamo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Udine, ma ve lo porto in modo sostanziale perché si è visto in modo molto netto e chiaro che quando la ricerca è a servizio dei cittadini le cose funzionano. Oggi chiedo a tutti i cittadini di questa regione di fidarsi della scienza quando si mette a servizio della propria comunità. Grazie. Prende ora la parola il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Magnifico Rettore, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, signor Presidente della Giunta regionale, signor Sindaco, autorità civili, religiose e militari, cari colleghi, personale tecnico-amministrativo e studenti. È con piacere che partecipo all'inaugurazione di questo anno accademico dell'Università di Udine, che è la mia università, e ringrazio molto il magnifico Rettore per questo invito. E per me è un piacere farlo in presenza, qua in qualità di professore di igiene e medicina preventiva, in questo periodo chiamato
a svolgere il ruolo di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, uno dei beni più preziosi che abbiamo conquistato e che abbiamo, e lo dimostra durante questa epidemia. In questa occasione, che segna un momento importante e simbolico per la vita dell'Ateneo, vorrei condividere con voi alcune riflessioni, partendo dall'esperienza che stiamo vivendo. La prima riflessione parte da alcuni concetti di fronte ai quali questa pandemia ci sta mettendo di fronte. Prima di tutto la chiamiamo pandemia, ma in realtà è una sindemia. Sindemia è un termine relativamente nuovo, ma sostanzialmente sta a dire che ci troviamo di fronte a una situazione dove ci sono interazioni tra gli elementi biologici e quelli sociali, che alterano e comunque modificano continuamente gli stati di salute e le condizioni di salute, e così che possano incrementare la suscettibilità delle persone a possibili danni o anche peggiorare il loro stato di salute. È proprio questa interazione che ci lascia un insegnamento importantissimo per il presente e per il futuro. Il secondo elemento, e che già va in molti dei discorsi che sono stati fatti, è che la salute e il benessere del singolo e della comunità sono inscindibilmente collegati e ogni scelta individuale impatta anche su quella della comunità e viceversa. Il terzo è che salute, benessere e crescita economica sono strettamente e ancora una volta inscindibilmente legati. Lo sapevamo da tempo, l'esperienza della Repubblica Serenissima, per come gestire pandemie, primo Stato in Europa a evitare il percorso della presenza di epidemie nei propri territori, oggi è ancora più attualizzata ed è testimonianza la conclusione della presidenza italiana del G20, quando i ministri della salute e quelli dell'economia si sono trovati assieme per definire assieme il futuro globale. L'altro elemento è un elemento globale, nel senso che va gestito nei nostri quartieri, nelle nostre strade, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, ma non può essere gestito solo in questi contesti, se non mutuando quanto è emerso dal Global Health Summit tenuto in Italia la scorsa primavera. Sappiamo che non saremo mai completamente al sicuro fino a quando tutto il pianeta non sarà al sicuro. L'ulteriore elemento è l'adesione alle raccomandazioni e alle misure che servono per contenere la circolazione di questo virus. Questo ha a che fare con la consapevolezza delle scelte, con la comprensione di quanto viene raccomandato e delle scelte e con la fiducia, lo diceva prima anche il Presidente della Giunta regionale, nel metodo scientifico e una fiducia nelle istituzioni, il che riporta, credo in questo contesto, ancora più l'importanza della formazione, dell'investire nella formazione, a partire dai primi anni di vita per arrivare a quella universitaria e post-laurea. In questo senso il ruolo della tecnologia e della scienza sono fondamentali. Mai nella storia dell'uomo è capitato che l'uomo durante una pandemia riuscisse a modificarla grazie ai propri interventi, grazie ai vaccini, grazie ai farmaci, grazie alle tecnologie. Dobbiamo ricordare che a meno di un anno dalla resa disponibilità del vaccino, oggi oltre 7 miliardi di persone dosi di vaccino sono state somministrate nel globo. Da questi elementi, e la seconda riflessione, emerge come chiaramente per proiettarci nel futuro sia necessario investire nelle istituzioni vocate alla ricerca e alla formazione. E in questo senso le università sono il perno nei nostri sistemi sociali. In questa prospettiva devono essere allora lette anche le grandi opportunità che oggi ci vengono messe a disposizione a livello di Unione Europea, non entro nei dettagli, li ha citati abbondantemente, precisamente il magnifico rettore, a livello nazionale e abbiamo ascoltato anche a livello regionale. Ma ancora più straordinaria è l'opportunità che attraverso questi investimenti oggi abbiamo la concreta possibilità di pensare, progettare, costruire il nostro futuro partendo da radici solide qui presenti, particolarmente in questa terra, e avendo come riferimento gli obiettivi dello sviluppo sostenibili attraverso il cosiddetto approccio One Health. Centrale però è anche pensare, progettare e costruire un futuro dove una appropriata, adeguata literacy, alfabetizzazione, anche scientifica, sia patrimonio diffuso in tutti i cittadini, così da favorire realmente il loro protagonismo nel determinare un futuro di salute e di benessere nelle nostre comunità. Chiudo ricordando come in questo scenario si collochi anche l'Università degli Studi di Udine
e si può collocare da protagonista, come abbiamo visto in precedenza dalle parole dell'introduzione del magnifico rettore. Nel suo DNA la nostra università, anche in virtù della sua peculiare storia istitutiva, fortemente voluta dalle popolazioni locali come elemento fondante per la crescita e lo sviluppo, c'è il coniugare l'universalità e l'assenza di confini della scienza e delle discipline accademiche con la specificità del contesto locale, che però spazia ben oltre i meri confini geografici ed amministrativi, ma si amplia in una rete ben solida di collegamenti in ogni continente, dove nel passato e anche qualche volta nel recente passato si sono sparse le sue genti nelle varie ondate migratorie. Si tratta di un'opportunità unica, dopo 45 anni dalla ricostruzione post-terremoto, per progettare, costruire un futuro di salute e benessere equamente distribuito nelle nostre terre in una prospettiva globale. Il mio augurio in questa giornata è che tutta la comunità accademica, dai colleghi al personale tecnico-amministrativo, agli studenti che si stanno formando, possano cogliere e colgano appieno, attraverso la missione della didattica, della ricerca e del servizio supporto al territorio, terza missione, questa straordinaria opportunità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon inizio dell'anno accademico. Il programma prosegue con la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica anche in materia di cybersicurezza. Prende posto la commissione di laurea composta dal rettore Roberto Pinton, dal prorettore Angelo Montanari e dai professori Agostino Dovier, Gianluca Foresti e Claudio Picciarelli. E ora il professor Foresti, ordinario di informatica, pronuncerà la laudatio intitolata Franco Gabrielli dalla gestione delle emergenze alla sicurezza cibernetica. Magnifico Rettore, autorità, illustri colleghi, studentesse e studenti, signore e signori. Ho scelto di intitolare questa laudatio Franco Gabrielli dalla gestione delle emergenze alla sicurezza cibernetica, prendendo spunto da quanto emerse durante il convegno Multimedialità e Sicurezza, tenutosi nel gennaio del 2020 presso la sede dell'Università di Udine a Pordenone, in occasione della visita dell'allora capo della Polizia, Franco Gabrielli. Il convegno, organizzato in collaborazione con la Questura di Pordenone e fortemente voluto dal Questore dottor Marco Dorisio, fece emergere due importanti aspetti del percorso professionale di Franco Gabrielli, che resero naturale immaginare, insieme al prorettore professor Angelo Montanari, la laurea magistrale honoris causa, pensiero subito condiviso dal magnifico rettore professor Pinton. Il percorso professionale di Franco Gabrielli affonda le sue radici nella lotta al crimine, affrontata sempre con uno sguardo attento alle nuove tecnologie e alle nuove soluzioni investigative, e si intreccia con le grandi capacità organizzative per guidare e dirigere un dipartimento complesso come quello della Protezione Civile durante l'emergenza del terremoto in Centro Italia del 2009, dell'Emilia-Romagna del 2012, oltre che la gestione del recupero della nave Costa Concordia dalle acque dell'isola del Giglio, per arrivare oggi ad affrontare una delle sfide più dure e tecnologicamente complesse per la sicurezza nazionale, la sicurezza cibernetica e le sue relazioni con la geopolitica e il mondo dell'intelligence. Per queste ragioni, una laudatio per Franco Gabrielli non può che essere un viaggio virtuale che parte dalla dura lotta al terrorismo della fine degli anni 90 per arrivare al difficile e arduo impegno della protezione delle infrastrutture informatiche del nostro Paese, passando per le complesse sfide legate alla gestione delle emergenze che hanno duramente colpito l'Italia negli ultimi 20 anni. Franco Gabrielli nasce a Viareggio il 13 febbraio del 1960, consegue il diploma di maturità presso il Liceo Classico Pellegrino Rossi di Massa e poi la laurea in giurisprudenza all'Università di Pisa nel maggio dell'85.
Subito dopo entra nella Polizia di Stato, a seguito di concorso pubblico, con la qualifica di vice commissario in prova. Dopo il superamento del corso presso l'Istituto Superiore di Polizia, viene assegnato al 6° reparto mobile di Genova. Da gennaio dell'87 all'agosto del 90 è alla questura d'Imperia come dirigente della Digos prima e in seguito come capo di gabinetto. In tale periodo conduce prima una complessa operazione congiunta con le polizie francese e spagnola che porta alla cattura dei vertici di una pericolosa organizzazione eversiva e successivamente dà il via a un complesso percorso investigativo che porterà allo smantellamento delle Brigate Rosse, unità comunisti combattenti. Dall'agosto del 90 al novembre del 96 è assegnato alla questura di Firenze come dirigente della sezione antiterrorismo della Digos. In tale periodo coordina le indagini relative all'eversione e alle stragi mafiose della primavera-estate del 93, gli attentati di via Faura a Roma del 14 maggio, noto come l'attentato a Maurizio Costanzo, di via De Gergofili a Firenze il 27 maggio e di via Palestro a Milano il 28 luglio. Nel giugno del 99, in seguito all'omicidio del professor Massimo D'Antona da parte delle nuove Brigate Rosse, viene assegnato alla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, servizio antiterrorismo, per partecipare attivamente alle indagini relative a quell'episodio criminale. Nell'agosto del 2000 viene trasferito alla questura di Roma, assumendo dal gennaio 2001 la dirigenza della Digos della capitale. Le indagini avviate a seguito dell'omicidio del professor Massimo D'Antona e successivamente degli omicidi del professor Marco Biagi e dell'agente della Polfer Emanuele Petri hanno cambiato in qualche modo il corso della carriera professionale di Franco Gabrielli e, volendo utilizzare un modus dicendi tipicamente americano, il turning point della sua carriera investigativa. Quelle indagini, partite da una manciata di dati e arrivate a raccogliere una quantità enorme per quei tempi di informazioni, quelle che oggi, rapportate alla capacità di calcolo di allora, definiremmo big data, rappresentano una straordinaria pagina della storia delle investigazioni della lotta al terrorismo nel nostro Paese. Un esempio di costanza, di perseveranza, di determinazione. Gutta cavat lapidem, non vi, sed sepe cadendo, per citare Tito Lucrezio Caro dal De Rerum Natura. Fu il primo caso di utilizzo su larga scala di un metodo di indagine telematica basata su una innovativa tecnica di ricostruzione delle informazioni a partire dai pochi dati disponibili sulle schede telefoniche. Di seguito a quelle sofisticate e difficili indagini, desidero qui sottolineare un aspetto scientificamente molto rilevante, la ricerca della soluzione di un problema complesso partendo da pochi dati. Come afferma Peter Coleman, docente della Columbia University, nel suo libro Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice, di fronte a problemi complessi si reagisce di solito in uno di 3 modi possibili. Sentirsi poco capaci a rispondere in modo efficace, cercando di evitare o rifiutare il problema, cercare di semplificare prematuramente il problema nella speranza di trovare una soluzione semplice e veloce, oppure considerare il problema nella sua interezza, raccogliendo tutte le informazioni disponibili e ipotizzando tutte le possibili soluzioni. Franco Gabrielli e i suoi collaboratori analizzarono sempre in modo oggettivo tutte le possibilità tecnicamente ammissibili, anche quando la logica poteva indurre a focalizzare maggiormente l'attenzione su un ridotto insieme particolare di dati e di evidenze. Dopo l'omicidio del professor Massimo D'Antona, gli inquirenti avevano in mano un solo dato certo. L'omicidio era stato rivendicato con una telefonata al caporedattore del Messaggero. Le indagini non potevano neppure prendere il via in quanto non si riusciva a identificare l'utenza dalla quale era partita quella telefonata. La situazione era paragonabile a quella in cui i ricercatori si trovano molto spesso quando affrontano problemi complessi. Tutti i tentativi di avanzare verso la soluzione non portano a nulla, se non, e questo è uno dei punti importanti del metodo scientifico, a definire un insieme di strade o ipotesi da abbandonare, restringendo lo spazio di ricerca. L'intuizione di Franco Gabrielli e degli uomini da lui coordinati fu quella che i ricercatori nei vari campi della scienza e della tecnologia hanno spesso percorso nelle grandi scoperte: applicare una trasformazione al problema che permetta di passare a un nuovo spazio di ricerca, dove la soluzione sia più facilmente raggiungibile con i dati a disposizione. Così come le trasformazioni geometriche e i cambi di coordinate nel campo della matematica permettono, cambiando punto di vista, di trasformare il problema arrivando in modo più semplice alla soluzione di problemi altrimenti molto complessi, o come ad esempio nel campo delle telecomunicazioni, la trasformata di Fourier, applicata nell'analisi dei segnali, permette di trasformare il segnale a valle di una trasmissione attraverso un canale di comunicazione dal dominio del tempo, dove la ricostruzione del segnale ricevuto richiede un complesso integrale di convoluzione, al dominio delle frequenze, dove la stima del segnale ricevuto si può equivalentemente ottenere con un semplice prodotto. Allo stesso modo Franco Gabrielli e i suoi collaboratori cambiarono sia la prospettiva che il punto di vista nelle indagini.
Fino a quel momento le indagini si erano basate sull'analisi dei tabulati forniti dalle compagnie telefoniche relativi alle telefonate pervenute al capo redattore del Messaggero. Il cambio di prospettiva fu quello di ipotizzare, mettendosi nei panni dei terroristi, che essi non avessero utilizzato il numero diretto del caporedattore o per volontà o perché non facilmente reperibile senza destare qualsivoglia sospetto. La ricerca si spostò quindi sul traffico telefonico giunto al centralino del Messaggero. Si trattava per ora di affrontare un problema molto più complesso. L'analisi si spostava da alcune telefonate a diverse centinaia, incrementando notevolmente, a causa di tutte le possibili combinazioni tra ogni chiamante e tutti i suoi contatti, la dimensione dello spazio di ricerca. Ancora una volta un ulteriore cambio di prospettiva permise di trasformare, riducendolo, lo spazio di ricerca. Si ipotizzò che i terroristi avessero utilizzato un telefono pubblico per la rivendicazione. Il risultato fu l'individuazione di una serie di cabine telefoniche sparse per Roma che vennero ispezionate fisicamente una a una. Non emerse nulla di significativo, anche a seguito di estese ricerche ai negozianti e agli abitanti dei palazzi vicini. Le indagini erano nuovamente un punto morto, ma ancora una volta una trasformazione del problema permise di trovare una nuova via verso la soluzione. Tutte le cabine utilizzate dai terroristi avevano un elemento in comune. Si poteva telefonare solo con schede prepagate. Dunque i terroristi avevano utilizzato certamente una scheda prepagata. Da un primo approfondimento con i tecnici della Telecom si appurò che i dati del traffico telefonico venivano registrati solo sulla banda magnetica della tessera, cosa che avrebbe reso necessario recuperare proprio quella scheda. Come trovare un ago in un pagliaio, visto che in quel periodo in commercio vi erano milioni e milioni di schede telefoniche prepagate. Ma successivamente si scoprì che i dati delle chiamate effettuate dai telefoni pubblici venivano memorizzati negli archivi informatici delle centrali di commutazione della sede Telecom di Bologna. Incrociando i dati tra tutte le telefonate effettuate dalla singola cabina e le relative schede telefoniche prepagate, si arrivò a identificare proprio la scheda utilizzata per la rivendicazione e da quella a risalire a tutte le altre telefonate effettuate con quella scheda. In questo modo vennero ricostruiti i contatti con altre 46 schede telefoniche utilizzate da 315 cabine telefoniche diverse, di cui fu possibile evidenziare la dislocazione, nonché la data e gli orari dei contatti. Successivamente, ogni singola scheda telefonica che aveva generato traffico sia verso utenze dell'organizzazione terroristica che verso utenze private venne associata all'effettivo utilizzatore, operando così una precisa mappatura anche dell'uso dei telefoni cellulari dei terroristi. Il ruolo svolto nelle indagini per la cattura dei responsabili degli omicidi d'Antona, Biagi e Petri valse a Franco Gabrielli nell'ottobre 2003 la promozione a dirigente superiore di pubblica sicurezza per meriti straordinari. Nel maggio 2004 Franco Gabrielli è trasferito alla direzione centrale della Polizia di Prevenzione con la qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, dove curò l'organizzazione del nascente Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Nell'estate del 2005, quale direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo, collabora alle indagini che condussero alla cattura in Italia di uno dei responsabili degli attentati alla metropolitana di Londra. Nominato prefetto il 16 dicembre 2006 e chiamato a dirigere il SISDE e successivamente a seguito della riforma dei servizi di informazione, tanto cara al prefetto Carlo Mosca, che qui desidero ricordare per il grande contributo che ha dato al nostro Master in Intelligence e ICT, del nostro Ateneo, successivamente diresse l'AISI. Il 6 aprile del 2009, all'indomani del sisma che ha devastato il capoluogo abruzzese, il Consiglio dei Ministri lo nomina prefetto dell'Aquila e vice commissario vicario per l'emergenza del terremoto. In quella veste gestì anche la sicurezza del vertice G8 svolto all'Aquila nell'estate del 2009. L'esperienza del terremoto e la successiva gestione dell'emergenza è una situazione che il popolo friulano ha tristemente vissuto e il cui ricordo è ancora oggi forte e presente. Fu proprio dopo il devastante sisma che colpì il Friuli che la popolazione e le istituzioni locali si mobilitarono per raccogliere le firme necessarie, ne servivano almeno 50.000, per una proposta di legge di iniziativa popolare per richiedere la nascita di un'università in Friuli. Le firme furono ben di più, 125.000, molte delle quali raccolte nelle tendopoli post-terremoto. In questo modo il popolo friulano dimostrava la volontà di scommettere sul proprio futuro partendo dall'alta formazione, dalla conoscenza e dai giovani. Nel maggio 2010 Franco Gabrielli assume l'incarico di vice capo del Dipartimento di Protezione Civile con la responsabilità dell'area tecnico-amministrativa e la gestione delle risorse aeree. Nel novembre 2010 sostituisce Guido Bertolaso alla carica di capo dipartimento. Appena assunto l'incarico, al fine di risollevare l'operatività e la credibilità della protezione civile, Gabrielli individua la strategia vincente di promuovere e siglare un accordo con la Consip per facilitare, sotto la guida strategica della protezione civile, gli approvvigionamenti necessari per la gestione delle emergenze, secondo i migliori standard internazionali del cosiddetto emergency procurement.
Nella veste di capo dipartimento gestisce gli interventi emergenziali legati al sisma del 2012 che colpì i terremoti delle province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Rovigo. Durante tale emergenza Gabrielli si fa promotore dell'introduzione di un nuovo assetto normativo per la protezione civile ed emana le ordinanze necessarie alla gestione della prima emergenza, facilitando il superamento dello stato di emergenza stesso. Questa assunse una rilevanza strategica se si tiene conto che il terremoto ha impattato in modo molto pesante su un'area tra quelle maggiormente produttive per il nostro Paese, con una forte incidenza sul PIL e sugli scambi commerciali internazionali, soprattutto per il fermo della supply chain del settore biomedicale. Il monitoraggio delle criticità e la definizione delle priorità di intervento, con il supporto di tecnologie dell'informazione, ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare il buon esito della risposta del sistema di protezione civile in uno scenario emergenziale estremamente complesso. Nello stesso anno, in qualità di commissario delegato del Governo, coordina le procedure per il recupero e la messa in sicurezza della nave Costa Concordia, naufragata il 13 gennaio 2012 dopo un terribile impatto col gruppo di scogli delle Scole nei pressi dell'isola del Giglio. Il coordinamento delle operazioni di recupero e della messa in sicurezza della nave Costa Concordia si presenta fin da subito come un problema ingegneristico di elevatissima complessità e soprattutto come un problema fino a quel momento mai affrontato. Il naufragio della nave Concordia fu quello che interessò la nave passeggeri di maggior tonnellaggio nella storia. Mai prima di allora si era tentato e realizzato il recupero di una nave di quelle dimensioni. Certamente non fu la prima grande nave recuperata in Italia. In tempi passati furono sollevate dal fondo del mare le due grandi corazzate Leonardo da Vinci e Conte di Cavour, ma con dimensioni e tonnellaggio inferiori. Gabrielli mise a punto una soluzione innovativa per la gestione, non semplice, dell'emergenza, introducendo il coordinamento delle attività pubbliche volte al controllo dell'azione del privato, l'armatore Carnival e gli assicuratori PNI, cui era demandata la rimozione della nave. La prima operazione eseguita fu quella di rimuovere il combustibile dai serbatoi. La nave conteneva ben 2000 tonnellate di combustibile e poi lo scoglio rimasto conficcato nello scafo. Successivamente si passò al piano di recupero vero e proprio che prevedeva prima la stabilizzazione del relitto attraverso il montaggio di 2 cassoni sul lato di sinistra e poi il montaggio di 30 cassoni, 15 per lato, per garantire la galleggiabilità della nave. Il 16 settembre 2013 cominciarono i lavori per la rotazione della nave, ben 65 gradi, operazione mai tentata prima per una nave di così elevato tonnellaggio. Il 17 settembre alle 4 del mattino l'allineamento si concluse dopo circa 19 ore di duro lavoro e Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, annunciò la fine delle operazioni per il raddrizzamento della nave. Il 23 luglio 2014 il relitto, 72.500 tonnellate, della nave Costa Concordia iniziò il suo ultimo viaggio verso Genova, dove venne poi smantellato. Nonostante tutti si lasciarono andare un grande entusiasmo, l'allora capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, tenne una posizione prudente. Questione di serietà e pura scaramanzia, disse. Oggi mettiamo un punto, ma il traguardo lo vedremo solo a Genova. Aggiunse anche una metafora ciclistica. Per il parbuckling, cioè l'operazione di rotazione della nave, avevo detto che avevamo vinto il Gran Premio della montagna, oggi siamo davanti alla scritta ultimo chilometro. Come capo della Protezione Civile Franco Gabrielli ha valorizzato molto la comunicazione, con l'obiettivo primario di far crescere la consapevolezza che il territorio italiano è esposto a numerose tipologie di rischio, ponendo l'accento sull'importanza della previsione, della prevenzione e della preparazione, prima ancora che sulla capacità di risposta e recupero post-evento. Sotto la sua direzione sono state promosse e avviate molte iniziative in grado di far progredire in Italia la cultura della riduzione dei rischi da disastri. Per questo impegno è stato nominato nel 2015 Disaster Risk Reduction Champion da sottosegretario generale dell'United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Il 3 aprile 2015 Franco Gabrielli è nominato prefetto di Roma e il 29 aprile 2016 il Consiglio dei Ministri lo nomina capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza. Dal 25 febbraio 2021 è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Avviandomi alle conclusioni, vorrei riportare 2 citazioni che ben si addicono, secondo me, alla figura di Franco Gabrielli. La prima è una citazione che riprendo da lui stesso, è quella che citò nel discorso di insediamento a capo della Polizia, riportando le parole di un filosofo e santo a lui molto caro, Tommaso Moro. Signore, dammi la forza di cambiare le cose che possono essere cambiate, la pazienza per sopportare quelle che non possono essere cambiate, ma soprattutto l'intelligenza di saper riconoscere e distinguere le une dalle altre, dalla preghiera della serenità.
La seconda citazione è di Alan Turing, quindi collegata alla nostra laurea honoris causa, uno dei padri dell'informatica, famoso per i suoi studi sulla teoria dell'informazione e sulle tecniche di crittoanalisi. Contribuì a decifrare il famoso codice Enigma, a detta di molti storici, ad accelerare quindi anche la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sui suoi studi poggiano le basi gli algoritmi di crittografia chiave asimmetrica e di crittografia chiave pubblica, che oggi rendono sicure le nostre comunicazioni. Questa citazione è per sottolineare le sfide e le attività che Franco Gabrielli dovrà affrontare nei prossimi mesi, di cui ci parlerà nella sua prolusione, nel campo dell'intelligence e della sicurezza cibernetica. Possiamo vedere poche cose davanti a noi, ma certamente possiamo vedere tante cose che dobbiamo fare. Grazie. A questo punto il Rettore procederà al conferimento della laurea magistrale honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione al Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli, che invito cortesemente sul palco. Bene. In nome della legge, noi, io, professor Roberto Pinton, ordinario di chimica agraria, rettore dell'Università degli Studi Udine, viste le deliberazioni del giorno 9 settembre e del giorno 14 settembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, ove si propone di conferire la laurea magistrale honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologia dell'informazione al dottor Franco Gabrielli, nato a Viareggio il giorno 13 febbraio 1960, per il contributo che egli ha dato alla tutela e sicurezza del nostro Paese, sia dal punto di vista della minaccia terroristica, come appartenente alle forze dell'ordine, sia dal punto di vista delle emergenze e dei disastri ambientali, in veste di capo dipartimento della Protezione Civile. Visto l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca, comunicata con nota del giorno 11 maggio 2021, visto l'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con decreto ministeriale Regio Decreto 31 agosto 33, conferiamo al dottor Franco Gabrielli la laurea magistrale honoris causa in comunicazione multimediali e tecnologia dell'informazione. Congratulazioni. Grazie. Il dottor Gabrielli terrà ora la sua lectio magistralis intitolata La minaccia cibernetica dalla consapevolezza alla resilienza. Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine, magnifici rettori delle università contermini, prorettore, laudatore, esimi professori e ricercatori, personale amministrativo e tecnico dell'università, studenti, studentesse, autorità e su tutti consentitemi di salutare il padrone di casa, che è il sindaco della città di Udine, e il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e
i gentili ospiti che mi onorano, hanno onorato della più importante occasione, che è l'inaugurazione dell'anno accademico di questa giovane ma già così prestigiosa università, e onorano per questo mio riconoscimento. Prima di svolgere le considerazioni che attengono al mio contributo, consentitemi un ringraziamento e anche una doverosa risposta alla rappresentante degli studenti. Il ringraziamento ovviamente non può essere che a lei, magnifico Rettore, e al corpo docente, al prorettore che ha in maniera così generosa immaginato che io potessi essere destinatario di così importante riconoscimento, e al mio laudatore che onestamente, ripercorrendo le cose che lei ha fatto, in qualche modo, da toscano un po' impertinente, potrei quasi dire, sembravano quasi vere. Lo dico perché, nonostante tutto e nonostante gli anni che sono passati, conservo ancora un pudore provinciale, quindi quando sono destinatario di considerazione mi muovono sempre anche sentimenti quasi di imbarazzo, come dicevo, di pudore, e anche perché ad una regola mi sono attenuto in questi anni. Ho sempre detto, caro Franco, sii serio, ma non prenderti mai troppo sul serio, e quindi queste cose in qualche modo rischiano di essere destinate a suscitare nelle persone una considerazione che invece dovrebbe portare ognuno di noi a considerare le cose per quelle che sono, le dimensioni per quello che sono, il valore per quello che è. E consentitemi anche una risposta doverosa, nella mia toscana franchezza, al rappresentante degli studenti, ricordando che i tragici fatti a cui faceva riferimento il G8 di Genova o la tragica vicenda del nostro connazionale Giulio Regeni, non avendomi mai visto né direttamente né indirettamente coinvolto, hanno sempre dalla mia bocca sentito parole non tartufesche, ma parole di assoluta, chiara, inequivoca condanna. Che fossero le azioni improvvide condotte nella Genova del 2001 o la tragica, ingiusta sorte del nostro connazionale, io non mi sono mai trincerato dietro tartufeschi linguaggi o linguaggi di circostanza. Siamo immersi in una dimensione quotidiana frutto di una continua interazione tra realtà analogica e ambiente digitale. Tant'è che nel repertorio lessicale italiano è entrato il neologismo on life, per indicare appunto la dimensione vitale, sociale e lavorativa in cui i due piani, realtà materiale e quella impropriamente definita virtuale, si sovrappongono fino a confondersi. Il termine creato dal professor Luciano Floridi, il padre della filosofia dell'informazione, ci aiuta a comprendere che saremo l'ultima generazione a sperimentare una demarcazione nitida tra la dimensione online e quella offline. Anzi, già ora la dicotomia esistente tra reale e digitale, tra umano e macchina, appare difficilmente sostenibile. Nel corso di una web conference nel 2018 il professor Floridi, per spiegare questa complessità, ha usato un'analogia che mi pare quanto mai felice, l'analogia della società delle mangrovie. Le forme più lussureggianti di mangrovia si trovano nelle zone interessate da correnti di acqua dolce che confluiscono in mare. Questa è la società delle mangrovie, un ecosistema dove l'acqua è sia dolce che salata. Quindi se qualcuno dovesse chiederci ora, siamo online o offline? La risposta sarebbe, per citare testualmente l'accademico, mio caro, non hai idea di dove ti trovi. Siamo in entrambi. Oggi ci sono infatti oltre 30 miliardi di dispositivi connessi ad Internet, ma il numero è destinato a crescere vertiginosamente, complice, non ultimo, la pandemia,
che ha reso i nostri rapporti sempre più mediati dagli strumenti tecnologici. Secondo studi di settore, il numero di apparecchi salirà a 200 miliardi nel 2030, facendoci entrare nella cosiddetta fase della iperconnettività. La tecnologia non limiterà il proprio ambito ai nostri luoghi di lavoro, ma diventerà pervasiva anche nelle nostre case. Entro la fine del decennio sarà quadruplicato il numero di case intelligenti e connesse, le cosiddette smart house. Ma se i vantaggi offerti dalla digitalizzazione sono sotto gli occhi di tutti, non altrettanto può dirsi dei rischi ad essa associati. Molti dei prodotti tecnologici messi in circolazione in questi anni sono stati ideati e costruiti con due obiettivi fondamentali: facilitarne l'uso e abbattere i costi di produzione. L'industria però non ha dedicato la medesima attenzione al requisito della sicurezza. Questa vulnerabilità strutturale ci ha esposto a molteplici pericoli provenienti dai più fronti. Vi è infatti un'ampia gamma di esperti informatici in grado di sfruttare i bug della rete, dagli stati ostili, pronti a carpire il materiale riservato delle nostre amministrazioni, alle organizzazioni criminali che rubano i nostri dati personali per perseguire i propri scopi illeciti. Il dominio cibernetico è divenuto, in buona sostanza, negli anni, terreno di confronto e di scontro, oltre che strumento di crescita. A rendere ancora più periglioso l'utilizzo delle nuove tecnologie, occorre aggiungere la disinvoltura con la quale gli utenti approcciano il mondo digitale rispetto a quanto praticano nella vita reale. Basti pensare alla superficialità con la quale spesso prestiamo il consenso all'utilizzo dei dati personali, quando ad esempio scarichiamo un'applicazione sul nostro smartphone, rispetto invece alle cautele che poniamo in campo nel mondo fisico, quando ad esempio neghiamo il consenso alla pubblicazione del nostro cognome sull'elenco telefonico. Questo perché nella dimensione digitale la percezione dei pericoli risulta attenuata. In realtà esistono rischi in grado di incidere in modo significativo sulla nostra sicurezza individuale e sulla stabilità della società. I dati statistici dimostrano infatti come il fattore umano continui a costituire la principale vulnerabilità sfruttata per condurre azioni controindicate. Al contrario di quanto si possa comunemente pensare, i protagonisti delle azioni imprudenti, siano essi i famosi nativi digitali o gli immigrati digitali, le espressioni, come voi sapete, create da Mark Prensky, uno scrittore statunitense innovatore nel campo dell'educazione e dell'apprendimento. Lo scrittore statunitense spiega infatti che l'approccio dei nativi digitali, nati e cresciuti in una società multischermo, considera le tecnologie come un elemento naturale, non provando nessun disagio nel manipolarle e interagire con esse. Ma è proprio questa eccessiva dimestichezza e familiarità con l'universo digitale che ha sinora impedito la crescita di una consapevolezza dei pericoli connessi. Analogamente per gli adulti, che per ragioni anagrafiche hanno una minore dimestichezza con la tecnologia, infatti gli immigrati digitali, o per meglio dire i nativi analogici, manifestando un senso di inadeguatezza, sono perciò solo esposti ai pericoli connaturati all'uso di una tecnologia che non si conosce. Dunque, una società che intenda approcciare in modo consapevole e lungimirante il tema dell'utilizzo delle nuove tecnologie deve necessariamente muoversi su due distinte ma coordinate direttrici. Da un lato creare una struttura che vigili e indirizzi le industrie high-tech affinché realizzino strumenti non solo user-friendly ma anche sicuri. Dall'altro miri ad elevare la consapevolezza dei propri concittadini sui rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie e sulle modalità per un uso sicuro. L'esigenza di rispondere efficacemente a queste istanze è stata avvertita da molti anni in diversi paesi europei. Basti ricordare che in Germania l'Agenzia federale per la cybersicurezza, la BSI, è stata creata nel 1991, mentre in Francia l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi, l'ANSSI, è stata istituita nel 2009. Sono queste le premesse e le ambizioni alla base della recente creazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN, istituita con il decreto legge del 14 giugno 2021 numero 82, convertito in legge il 4 di agosto 2021 con la legge 109.
La struttura, che in queste settimane sta muovendo i primi passi, ha il compito di definire le strategie di cybersicurezza nazionale, porre la sicurezza e la resilienza cibernetica a fondamento del processo di digitalizzazione del Paese, promuovere la cultura della cybersicurezza e stimolare la creazione di una solida forza lavoro nazionale. In sostanza, con la creazione di questo organismo si è voluto attribuire autonoma dignità alla sicurezza e resilienza cibernetiche, creando un quarto pilastro a completamento di quelli esistenti della cosiddetta cyber intelligence, di competenza degli organismi di informazione per la sicurezza, la cyber defense, di spettanza del Ministero della Difesa, e la cyber investigation, che è la prevenzione e la repressione dei reati, di competenza delle forze di polizia. L'Agenzia, in definitiva, viene a svolgere funzioni di cyber security e cyber resilience fino ad oggi espletate in via supplettiva dal comparto intelligence, in assenza di un organismo a ciò specificamente dedicato. Con questo intervento normativo si sono voluti razionalizzare le competenze, prima distribuite tra una miriade di amministrazioni, in materia di cybersicurezza, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e della sicurezza delle comunicazioni elettroniche, della sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione ai servizi cloud, delle certificazioni di cybersicurezza attualmente attribuite a una pluralità di soggetti istituzionali. Ciò anche al fine di assicurare l'unicità istituzionale di indirizzo e di azione, spesso invocata dagli operatori coinvolti nei confronti dei soggetti pubblici e privati interessati, con particolare riferimento alla definizione di misure di sicurezza, così come alle funzioni ispettive, accertative e sanzionatorie, in un ambito connotato da un elevato livello di complessità tecnica e giuridica. Inoltre, l'Agenzia ha il compito della gestione delle attività di prevenzione, preparazione e risposta alle situazioni di crisi cibernetica, coordinando nell'ambito delle rispettive competenze le azioni dei diversi attori che compongono l'architettura istituzionale. Per queste finalità, nell'ambito dell'ACN è stato costituito il Nucleo per la Cybersicurezza, che sostituisce il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, un organismo composto dai rappresentanti delle varie amministrazioni a vario titolo interessate. L'ACN, inoltre, dovrà fornire supporto allo sviluppo di capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nel campo della cybersicurezza, in un'ottica di autonomia strategica nazionale ed europea nel settore, con un forte impulso a progetti finalizzati di ricerca applicata. Per fare questo potrà favorire il partenariato pubblico-privato, lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, il rafforzamento delle piccole e medie imprese attraverso l'indirizzo e il coordinamento di processi di trasferimento tecnologico tra ricerca e industria, assicurando anche un coordinamento europeo con enti omologhi su questi temi. Ciò al fine del conseguimento di un'autonomia tecnologica che è del resto anch'essa presupposto della sicurezza nazionale. Per svolgere i complessi compiti l'ACN avrà necessità di avvalersi di professionalità di altissimo profilo, che dovranno essere costantemente reclutate con il duplice effetto virtuoso di contribuire alla creazione di nuove generazioni di esperti cyber italiani e arginare la dispersione e la fuga di capacità verso l'estero. E questa cosa è una cosa alla quale io ho fortissimamente compulsato il nostro Presidente, il Presidente ha aderito immediatamente. In questa ottica si è voluto riconoscere agli appartenenti all'Agenzia un adeguato trattamento economico, parametrandolo a quello più vantaggioso nella pubblica amministrazione, quello percepito dai dipendenti della Banca d'Italia. Se è vero, infatti, che chi serve lo Stato ed il bene comune ha uno zoccolo valoriale che in parte compensa il delta di quanto percepito nel privato, è anche vero che questa differenza non può essere abissale. L'Agenzia costituisce dunque la più recente e fondamentale pietra miliare di un lungo percorso intrapreso nel nostro Paese a partire dal 2013, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013, con il quale fu istituito, tra l'altro, il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica. Attraverso una serie di interventi normativi successivi che hanno visto nella direttiva NIS del 2016 e nel perimetro di sicurezza cibernetica, due tappe fondamentali, il nostro Paese con l'ACN si è finalmente dotato di un'architettura completa in grado di fronteggiare le minacce telematiche verso i nostri asset strategici.
Nel 2019 in particolare è stato definito un perimetro di sicurezza nello spazio cibernetico, al cui interno sono state poste le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche imprescindibili per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziale, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di questi enti, il legislatore ha previsto una particolare tutela. Infatti, da un lato ha imposto per i responsabili della sicurezza informatica di questi enti stringenti obblighi di notifica degli incidenti, ad esempio intrusioni nelle banche dati, e dall'altro sono stati previsti rigorosi parametri di valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza per l'acquisto e l'utilizzo degli apparati e dei prodotti utilizzati. In linea con tale normativa, i citati enti dovranno comunicare i sistemi informatici di cui vogliono dotarsi, all'ACN in particolare al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, che ove ritenga profili di vulnerabilità o ritenga che tali dotazioni non rispettino gli standard di sicurezza richiesti, avrà la facoltà di bloccarne l'acquisto. Il sistema così congegnato prevede infine una clausola di salvaguardia con l'attivazione del cosiddetto pulsante rosso. Si tratta in particolare di una disposizione che conferisce al Presidente del Consiglio il potere di fronteggiare crisi di natura cibernetica in cui sussista un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale. In tali casi egli potrà disporre di disattivare del tutto o in parte una o più componenti impiegate nelle reti e nei sistemi, per il tempo strettamente necessario all'eliminazione dello specifico fattore di rischio e alla sua mitigazione. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si pone pertanto come organismo di chiusura del sistema di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale, con l'obiettivo ultimo di assicurare, oltre che la sicurezza, la resilienza informatica. Dunque, con un po' di affanno rispetto ad altri paesi della stessa Unione e con le solite lungaggini proprie di inutili e sterili polemiche, il Paese si è dotato di un adeguato strumento a salvaguardia del suo dominio cibernetico. Ovviamente la strada è ancora lunga e le insidie sono lungi dall'essere state scongiurate, ammesso che lo saranno mai. Infatti, vi sono alcune considerazioni che, infine di questo mio intervento, vorrei brevemente consegnarvi, frutto della mia personale traversata nel mondo dei rischi, siano essi naturali o antropici, siano afferenti alla sfera della cosiddetta security o della cosiddetta safety. 1. Il rischio zero non esiste, al di là dei canonici scongiuri, postura con cui siamo solito aprire o concludere ogni ragionamento che lo riguardi. 2. La migliore postura è avere consapevolezza, conoscerlo e conseguentemente attrezzarsi per evitarlo o per limitarne gli effetti negativi. 3. Prendere coscienza che ognuno di noi è primariamente padrone del proprio destino e se è sacrosanto pretendere che le istituzioni cui affidiamo la nostra sicurezza pongano in essere ogni sforzo consentito per tutelarci, è altrettanto vero che molto dipende da noi, dai nostri comportamenti, dalle nostre cautele e attenzioni, financo da ciò che a volte viviamo in maniera insofferente come limitazioni della nostra libertà. I rischi propri del mondo cibernetico, erroneamente definito virtuale quasi a rimarcarne la sua estraneità dal mondo reale, non sono da meno, anzi. Grazie per l'attenzione. La cerimonia volge al termine. Ora il video dell'inno Gaudeamus eseguito dall'orchestra del coro Gilberto Pressacco dell'Università di Udine.